Lei ha detto che una delle priorità del vostro ospedale è la ricerca. Perché? Senza la ricerca non si può curare la malattia, non si può rispondere alle attese molto vive che ci sono, e perché in fondo la ricerca, è come Rosmini diceva per la politica, è la più alta forma di carità. È anche un sostegno per tanti giovani, immagino. Lei incontrerà tanti giovani, quali sono le loro attese anche? I giovani sanno mettersi molto in gioco e se noi in loro esprimiamo fiducia, stiamo con loro, danno veramente il meglio di sé. I giovani hanno bisogno di essere stimati, di credere in loro, non di essere vecceggiati, coccolati, di continuare a dire non c'è lavoro, perché i giovani se lo sanno anche inventare il lavoro, sono molto bravi. Purtroppo molte famiglie sono ancora in restie per mettere ai giovani esperienze diverse e un po' li costringono a una strada nella quale i giovani d'oggi non riescono più a credere e a percorrere. Lei ha detto anche un valore del vostro ospedale, la relazione. Ecco, come si sviluppa questo? A volte magari negli ospedali non sembra che ci si faccia molto caso. Perché alla fine si cura la malattia e non la persona. Allora si dice molto mettere al centro la persona, in verità si finisce col curare la malattia, una parte di malattia, la gamba destra o la gamba sinistra, ma la persona non la si vede e la persona ha bisogno invece di relazione. Per i bambini ne ha un particolare bisogno la famiglia ed è non tanto un raccontare le cose quanto ascoltare, condividere e fare dei percorsi insieme.